Ieri ci siamo accorti che il cane aveva una botta nel dorso. E dopo mio papà ha detto, boh, aspetta che guardiamo, l'ha un attimo guardata, ha schiacciato un po' ed è uscito questo proiettile, ma io mi sono accorto ancora 3-4 giorni fa, pensavo si fosse morsicato con gli altri animali che abbiamo qua, gli altri cani. E invece dopo è uscito questo proiettile. Dalla sorpresa all'indignazione il passo è stato breve perché la piccola Mela, cagnolina di una cucciolata di proprietà di Sebastiano Schenal, è diventata incredibilmente il bersaglio di qualcuno armato di carabina ad aria compressa. Uno sparo sulla schiena del piccolo animale e tutto questo a pochi passi dal centro di Ponzano. Noi abitiamo in centro paese a Ponzano, siamo agricoltori, abbiamo dei terreni, però siamo tutti recintati, quindi i cani non possono essere andati fuori dalla proprietà. Fortunatamente la cagnolina sta bene. Immediata la denuncia ai carabinieri per risalire al responsabile e se il proiettile avesse colpito un passante invece che il cane, si chiede Schenal, forse una folle bravata che lascia spazio all'interrogativo rabbioso. Perché accanirsi contro un cucciolo? Più il dispiacere del gesto che è stato fatto nei confronti di un piccolo animale che non ha ancora potuto vivere la vita. Adesso per fortuna il cane sta bene, però non penso abbia potuto fare del male o disturbare la quiete pubblica, quindi un gesto così a un piccolo cagnolino non mi sembra giusto.